vi ringrazio per l'invito, ringrazio Oberon, un'associazione che dal 1989 promuove la cultura teatrale, ma sono qui per portare i saluti, soprattutto gli auguri di buon Natale e buon anno da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. L'isola Buonsangue che cos'è? È un circuito che va avanti ormai da 6 anni, del quale io sono diventato orgogliosamente il presentatore, un circuito legato alla comicità e alla divulgazione sul messaggio di quanto è importante donare il sangue. Signori, Enrico Cimotto! Sì, dicevo, sono orgogliosa di essere presidente di questa grande e bella associazione. È bene saper cogliere il messaggio che questa sera viene lanciato da questi bravi artisti, che ringrazio Oberon per questa appunto organizzazione, e tutto qua, insomma, auguri da parte del direttivo. Lui si professa comico, quest'anno ha anche fatto Colorado, l'avrà visto in 3, ma al di là di quello ti dico, visto che fai ridere, facci ridere. No, ma siccome ti professi comico, facci ridere. Dai, aspetto qua. No, ma non ti devi, non detto grattati. I body painter sono quelli che fanno le performance pitturando i corpi delle persone. Il body painter soddisfatto al termine della propria performance dichiara: ringrazio tutti coloro che coloro. Ragazzi, questa è una chicca. Allora adesso passiamo alle cose serie, signori. Tireve via, che arriva Italia, che non è il mio nome, mi mancava solo i binari. È il salto del giaguaro, è il volo dell'airone e l'atterraggio dell'ippopotamo. Però vi chiedo un piccolo aiuto, un piccolo contributo, perché lui è timidissimo, però è tanto buono. Sai come sono le bancarelle luminose? Come sono? Luminose. Questa salita era trainata dalle bellissime renne. Sai come sono le bellissime renne? Bellissime! No, sei. Ritrovo me. Basta fare un gesto che si ferma tutto. È una signora genuina e simpatica, e qui con noi questa sera la signora Olga! C'ho un tic ogni 2 tac. Figlia arriva a casa e mi fa: mamma, sono incinta. Ma dove c'avevi la testa? Mi fa sotto al volante. Ma tutto bene? Weekend? Un nome creativo.